piano tamponi presentato oggi da Regione e Università di Padova, obiettivo scovare il più alto numero di positivi asintomatici arrivando ad effettuare fino a 20.000 tamponi al giorno. Il governatore Zaia l'ha definita la pandemia del secolo, confermata l'ordinanza di chiusura dei negozi di alimentari la domenica e uscite nei 200 metri da casa. Nel pomeriggio il via libera dell'AIFA alla sperimentazione nazionale del farmaco giapponese. Il Veneto era già pronto ad iniziare i test e la soddisfazione del governatore. È morta a 46 anni per coronavirus. Arianna Busetto, ricoverata in ospedale, aveva scritto sulla sua pagina social: quando guarirò mi inviterete a pranzo. Positivi al Covid-19 anche alcuni agenti della Polizia Locale di Venezia ed è scontro con i sindacati per il mancato utilizzo delle mascherine. A Venezia la situazione è sotto controllo, ma la preoccupazione è per la ripresa economica, l'ha dichiarato oggi il sindaco Brugnaro in videoconferenza. Ribattezzati i magnifici 6 di Mestre sono i volontari della Polisportiva Bissuola che quotidianamente distribuiscono a domicilio le buste della spesa. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione da Venezia e provincia. In primo piano l'ultimo aggiornamento con i casi positivi, i ricoverati e purtroppo i decessi che arrivano con il bollettino della Regione Veneto. In totale in Veneto sono 5.638 i casi positivi con un incremento di 133 casi, 15.376 le persone in isolamento domiciliare. A Venezia, nel veneziano, sono 807 i positivi con un incremento di 8 casi, 3.489 in isolamento domiciliare. In Veneto totalmente sono 1.305 le persone ricoverate con un incremento di 99 pazienti che sono arrivati negli ospedali veneti, 294 in terapia intensiva con un incremento di 13 persone e ancora 339 i dimessi, mentre purtroppo cresce di 18 unità il numero dei decessi. Sono 210 ad oggi in Veneto. Si tratta tra gli altri di un paziente che era ricoverato a Mestre, di 2 pazienti che erano all'ospedale di Dolo, di un altro paziente ricoverato all'ospedale di Chioggia e di un altro paziente all'ospedale di Jesolo che purtroppo hanno perso la vita nelle ultime ore. E intanto scatta in tutta la regione il piano tamponi presentato oggi dal governatore Zaia insieme all'Università di Padova, obiettivo scovare il più alto numero possibile di positivi asintomatici, arrivando ad effettuare fino a 20.000 tamponi al giorno. Noi continuiamo a sostenere le attività dei tamponi con non poche difficoltà, perché mancano materiali, mancano reattivi, abbiamo messo in piedi una grande squadra, poi il professor Crisanti ve lo dirà, cercheremo di fare in casa, però siamo convinti che questa sia la via. E qualcuno mi dice: ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è venirne fuori con le ossa rotte il meno possibile. In questo sarà fondamentale il piano Covid-19 di interventi urgenti di sanità pubblica presentato dal governatore insieme agli assessori Bottaccini e Lanzarin, l'Università di Padova, Virologia e Croce Rossa. Obiettivo: cercare ovunque i positivi asintomatici. Che un virus che vive solamente nelle persone viene trasmessa da persona a persona. Noi abbiamo il compito, il dovere di interrompere questa trasmissione e questa trasmissione la interrompiamo. Se interrompiamo questa trasmissione abbiamo risolto l'epidemia e questo lo facciamo solamente in 2 modi. Il primo è stato detto, attraverso l'impegno di tutti i cittadini. Non possiamo sostituirci a questo, ma certamente possiamo tutti sollecitare i cittadini a continuare i comportamenti che hanno avuto. Ma la seconda è quella di trovare le persone che sono in grado di trasmettere la malattia, perché ci sono persone che non possono stare in casa, le forze dell'ordine, i medici, il personale sanitario, chi fornisce i negozi, i distributori di alimenti. Queste persone lavorano, devono lavorare, ci garantiscono i servizi essenziali. Noi dobbiamo andare a cercare dovunque. Il progetto punta a effettuare 20.000 tamponi al giorno in circa 2 settimane, oltre i 65.000 già effettuati, attraverso la sorveglianza attiva, come ha spiegato il professor Crisanti, per isolare le persone contagiate. Più positivi si troveranno, meno persone si ammaleranno e andranno in terapia intensiva. Però la sorveglianza attiva va fatta anche intorno a quelle persone
che stanno a casa e che accusano sintomi. Noi dobbiamo andare lì, dobbiamo fare la diagnosi e dobbiamo a cerchi allargati identificare tra i parenti, il primo cerchio ristretto, tra gli amici, il primo cerchio allargato, e tra il vicinato chi gliel'ha trasmessa questa malattia, perché se noi assumiamo che le persone obbediscono alla quarantena è chiaro che chi gliel'ha trasmessa sta nell'ambito di quel cerchio. Le prime categorie saranno gli operatori sanitari e quelle delle strutture residenziali per non autosufficienti. Seguiranno filiere come i cassieri dei supermercati, farmacisti, forze dell'ordine. Cosa ci si aspetta nei prossimi giorni? Ecco, questo pure è importante. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Poi arriverà un punto di flessione in cui i positivi incominceranno a calare in parallelo alle persone ospitalizzate e alle persone in terapia intensiva. Ci troviamo di fronte alla pandemia del secolo, parole forti, quelle del Presidente della Regione che nel presentare il cosiddetto piano tamponi ha confermato la sua ordinanza e ha lanciato un messaggio alla comunità scientifica in merito alla sperimentazione dei farmaci. Nel ringraziare i veneti che si stanno dimostrando responsabili nel rispetto delle regole, il Presidente della Regione nel punto stampa quotidiano a Marghera ha confermato la validità della sua ordinanza restrittiva, in vigore fino al 3 aprile. Chiusure domenicali, uscite entro i 200 metri. Continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. Detto questo, chiedo ancora sacrificio per i veneti, è un sacrificio che per noi è fondamentale perché abbiamo capito che la prima cura, e poi lo diranno ovviamente il professor Crisanti, penso che mi darà ragione su questo fronte, la prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Anche se c'è stato un lieve dato positivo, Zaia è chiaro, non si deve abbassare la guardia. Noi non possiamo cantare vittoria, non abbassiamo la guardia, Io dico ai veneti che mi trovano, magari li incrocio al distributore piuttosto che in altre occasioni, e mi dicono ma allora ne stiamo venendo fuori. Io dico che ne verremo fuori, ma ancora non è ora di abbassare la guardia. Non fatevi non fatevi assolutamente ammagliare dal dato positivo di una giornata perché può essercene un altro di negativo il giorno dopo. Siate ancora fermi e concentrati sul pezzo. È un sacrificio, stiamo subendo una pandemia che mai abbiamo conosciuto nella storia, è la vera pandemia dell'epoca dell'era moderna, è una pandemia che coinvolge tutto il mondo con gli annessi e connessi di tutto quello che porta. Il governatore poi ribadisce la volontà di partire con la sperimentazione dell'Avigan, lanciando un messaggio alla comunità scientifica. Ne stiamo sperimentando all'Università di Padova, almeno 6 da soli o in associazione. Vi dichiaro che per l'Avigan noi siamo pronti, non è che dobbiamo organizzarci, siamo pronti, ovviamente siamo rispettosi delle leggi e quindi in virtù del fatto che dobbiamo avere un'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, stiamo aspettando la loro deliberazione. Io penso che sia eticamente sostenibile che se c'è una minima opportunità, un minimo barlume di luce in fondo al tunnel che può essere o è il treno che ti viene incontro oppure può essere veramente un raggio di sole, ma noi comunque dobbiamo vedere se c'è quella luce e che luce è. Quindi io sono assolutamente favorevole alle sperimentazioni e inviterei la comunità scientifica tutta, che ne sa molto più di me di questi argomenti, di avere anche un approccio molto più liberale in questo momento dove c'è bisogno di sperimentare tutto quello che si può.
E proprio a proposito dell'Avigan, il Presidente ha commentato: apprendo con piacere la comunicazione del Ministro Speranza e ben venga la decisione dell'AIFA di sperimentare l'utilizzo del farmaco sul territorio nazionale per testare la capacità di combattere il coronavirus. È giusto e corretto, specifica, non dare facili speranze. Questa infatti è una sperimentazione scientifica. È tuttavia pur vero che non bisogna lasciare nulla di intentato, ha ribadito il governatore Zaia. È morta a 46 anni per coronavirus Arianna Busetto, ricoverata in ospedale. Aveva scritto sulla sua pagina social: quando guarirò mi inviterete tutti a pranzo o a cena, ma quel giorno purtroppo non arriverà. È morta dopo solo un paio di giorni per complicanze dovute alla positività al Covid-19. Arianna era nata a Burano e poi a Venezia aveva studiato e lavorato negli alberghi della Laguna. Da tempo si era trasferita a Viadana nel Mantovano insieme ad un'amica, dove aveva lavorato in diverse aziende. Ci eravamo sentite giovedì scorso e ci eravamo dette che appena tutto finiva ci saremmo viste per una cena e per parlare un po'. Racconta un ex collega: non ci sarà più tempo, purtroppo Arianna Busetto ha cessato di vivere a soli 46 anni, ricoverata in ospedale. E adesso parliamo della polemica per quanto riguarda la polemica tra i sindacati e la polizia locale, perché alcuni agenti del reparto motorizzato della polizia locale veneziana sono stati trovati positivi al Covid-19 e appunto questo ha fatto esplodere la polemica. Io dico solo una roba, che io ho sentito come voi una montagna di esperti parlare e non ditemi di no. Li avete sentiti gli esperti? Ma avete mai sentito dire che questa emergenza ha bisogno di due robe: mascherine e respiratori meccanici? Ditemi se l'avete sentito uno. E da qui si snoda la questione di oggi: le mascherine e gli agenti della locale di Venezia esentati ad usarle su disposizione del comandante Agostini, con tanto di lettera del 17 scorso, in quanto, si legge, il comando rifiuta di adottare misure precauzionali prive di ogni valenza scientifica e al massimo di valenza consolatoria per chi le mette in essere. La denuncia arriva direttamente dal sindacato, anche della stessa locale, nonché da quello regionale. La mascherina va usata sempre. Noi non facciamo allarmismi. Vogliamo proteggere i lavoratori e i cittadini che saranno in contatto con i lavoratori. Necessità anche alla luce dei casi di positività al reparto motorizzato e di persone messe in quarantena sempre in seno alla Polizia Municipale di Venezia, come conferma lo stesso comandante. Ci sono, ma li abbiamo dichiarati tranquillamente e su questo informeremo i lavoratori come da prospettiva. E un'altra cosa che dicono è come mai la polizia locale, gli agenti, vanno in giro senza mascherina. Perché le prescrizioni del Ministero della Sanità dicono che si va in giro senza mascherina e la mascherina si mettono in alcune condizioni particolari. Quindi adesso... Cioè non è il fai da te queste cose, C'è un comitato scientifico che dà delle indicazioni. E tra sgomento e paura cresce la preoccupazione. Abbiamo fatto delle proposte concrete: distanze di 1 metro negli spogliatoi, l'affollamento non ci deve essere, non vogliamo pattuglie miste, per cui non ci devono essere operatori che hanno fatto un servizio Covid con operatori senza il servizio Covid. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Tutti hanno la dotazione che da mettersi quando serve, quando c'è un contatto ravvicinato con le persone. E quando sono di pattugliamento? Quando sono in pattugliamento, se non hanno un contatto a meno di 1 metro con le persone, non serve. Ok, quando devono andare in macchina e sono tutti e due insieme, cioè i due agenti insieme? Questo lo stiamo valutando col medico se è opportuno o meno. Va chiarito che alcune delle immagini che avete visto in questo servizio erano immagini tratte dal nostro repertorio, dal nostro archivio. Il comitato organizzatore della Vogalonga ha deciso di sospendere la manifestazione programmata per il 31 maggio. Riteniamo che, rileva il comitato, la tutela della salute di tutte le persone che sarebbero state coinvolte venga prima di qualsiasi altra cosa e perché comunque sarebbe mancato lo spirito di festa che da sempre accompagna la Vogalonga
Bogalonga. Nella situazione di incertezza di quando tutto potrà tornare alla normalità, che ovviamente speriamo possa essere il prima possibile, non ci sentiamo di fare alcuna previsione sulla possibilità di recuperarla dopo l'estate. Se si riuscirà ad individuare una data con le autorità competenti, saremo lieti di comunicarvele per tempo. Ritiro della pensione dal 26 marzo, l'appello di Poste Italiane con il responsabile dell'area nord-est Pietro Labruna. In questo momento di emergenza stiamo provando e stiamo cercando di garantire a tutti i nostri clienti pensionati di poter ritirare la pensione all'ufficio postale. Questo sarà possibile dal 26 di marzo, chiaramente stiamo lavorando e lavoreremo, quindi c'è già una comunicazione istituzionale per fare in modo che tutto ciò avvenga secondo quelle che sono le norme di sicurezza emanate dalla Presidenza del Consiglio e quindi con uno scaglionamento per lettera alfabetica. Questo ci permetterà di limitare gli eccessi negli uffici postali. È chiaro che c'è la possibilità per chi è possessore di una carta libretto, di una carta Postamat o di una Postepay Evolution e quindi di poter ritirare la pensione direttamente all'ATM, quindi al cash dispenser, già dal primo giorno del pagamento pensioni. Questo ci aiuterà sicuramente a limitare gli afflussi negli uffici postali. Quindi un appello a tutti è utilizzare gli strumenti che sono informatici, che sono l'app Banco Posta, l'app Postepay, il Banco Posta Online, gli ATM, proprio per limitare al massimo quelli che possono essere i contatti con le persone. Coloro che non potranno evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista. In particolare il calendario relativo alle pensioni del mese di aprile è il seguente. Per gli uffici postali aperti tutti i giorni, cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K sabato 28 marzo, naturalmente solo al mattino, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo e dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici postali invece aperti a giorni alterni, per gli uffici aperti lunedì, mercoledì e venerdì, per i cognomi dalla A alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla O lunedì 30 marzo e dalla P alla Z mercoledì 1 aprile. Per gli uffici postali aperti martedì, giovedì e sabato, per i cognomi che iniziano dalla A alla D giovedì 26 marzo, dalla E alla O sabato mattina, sabato 28 marzo al mattino e dalla P alla Z martedì 31 marzo. Sono stati ribattezzati i Magnifici 6 di Mestre. Sono i volontari della Polisportiva Bissuola che quotidianamente distribuiscono a domicilio le borse della spesa in tutta la terraferma, tra loro operatori del sociale e campioni dello sport. Bissuola, buongiorno, niente, la chiamo per la spesa. Elena di nuovo al telefono sin dal mattino, raccoglie una delle quasi 50 telefonate quotidiane con cui i mestrini chiedono di farsi portare la spesa a casa. Buone pieno. Tre e mezza, che numero? Ad occuparsi di questo servizio di spesa solidale i volontari della Polisportiva Bissuola, già ribattezzati dalla gente come i Magnifici 6. Il mondo dello sport e quello del sociale uniti con Christian De Toni, Elena Scomparin, Armando Teixeira, nota allenatore portoghese di calcio e mestrino di adozione, Federico Pollini, istruttore di tennis, Tancredi Assi e Matteo Turra, allenatore di calcio. E anche oggi 16 consegne. Ogni giorno distribuiscono di media una quindicina e più di buste della spesa a domicilio. Salve, arrivati. Dove appoggio? Sì. Le zone coperte dal loro servizio, Carpenedo, Bissuola, Mestrecentro, Gazzera, Marghera, ma anche Favaro e Campalto, spesa che però non viene distribuita alla domenica. Allora, se lei è già pronta a dettarmela, poi questa spesa noi gliela portiamo lunedì, perché le consegne sì, non le facciamo di sabato e di domenica. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 raccolgono le richieste a questo numero 041 53 47 883. Volontari che trascorrono le loro giornate ad aiutare pensionati e famiglie con bimbi piccoli, filtrando l'esperienza surreale delle giuste imposizioni antivirus.
E oggi in diretta streaming il punto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. A Venezia situazione sotto controllo, ha detto, ma la preoccupazione è per la ripresa economica. Abbiamo trovato queste mascherine dalla Cina, altre sono in arrivo. Quelle le stiamo dando ai servizi essenziali, e per cui a tutto il sociale, in primis, ai vigili urbani, a tutte le persone che hanno rapporti anche gli stessi dipendenti del comune o anche nelle farmacie dove le persone devono stare a contatto. E poi invece per le mascherine che ha procurato la Regione Veneto, quelle per capirci fatte di carta, di materiale, diciamo... Tessuto non tessuto. Tessuto non tessuto, esatto. Noi abbiamo cominciato, ne abbiamo ricevute 29, abbiamo ricevuto 29.000 in stock diversi, se li stanno affidando. 29.000 li abbiamo ricevuti sabato, li abbiamo già distribuiti tutti quanti ai negozi di vicinato, quelli aperti proprio per dare ai clienti che venivano. Poi sono arrivate ieri 21.000 che abbiamo distribuito, stiamo distribuendo stamattina, alcune abbiamo già distribuite alle farmacie, soprattutto ai tabacchini e ai giornalai, dove insomma anche nel centro storico, dove le persone possono trovare dei punti facili da arrivare. Anche lì consiglieremo, se possibile, a chi ce le fornisce della regione, magari delle confezioni chiuse, perché sono arrivate le confezioni aperte in pacchi da 20, da 50. Noi le abbiamo con la nostra protezione civile fatte confezionare su dei sacchetti di nylon. Secondo me abbiamo detto diamole ai giornalai che le vanno a prendere dall'angolino per consegnarle alla persona, però secondo me sarebbe più opportuno che venissero sigillate, non so, almeno in pacchettini da 10, da consegnarli così a una persona, però facciamo quello che si può. Noi li stiamo consegnando comunque in maniera capillare. Io sto cercando di dire, sono a disposizione per fare i conti con lo Stato. Possibile che non ci sia uno che bussa? Possibile che non c'è arrivata una telefonata, dal governo? Non c'è arrivata una telefonata. La gente è a casa e mi chiede da risposte. E io sono qua con la mia faccia a dire, guardate, costi quei costi ce la facciamo. Vi ricordo l'appuntamento questa sera, come ogni lunedì, in prima serata torna a Ring, la politica alle corde, a partire dalle 21:15, ecco dove trovare le mascherine. Questo è il titolo della puntata, tutti i sindaci del Veneto collegati per dare aggiornamenti sulla distribuzione delle mascherine alla popolazione del Veneto. Appuntamento dunque alle 21:15 con Ring. E adesso vediamo un collage delle tante foto, video che ci state mandando in questi giorni di emergenza, un messaggio di solidarietà e un messaggio anche di fiducia per il futuro, i tanti cartelloni con l'immancabile arcobaleno e la scritta "Andrà tutto bene". Andrà tutto bene! Caro saluto a tutti e andrà tutto bene! Con queste immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali dedicati alla provincia di Venezia. Vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Il nucleo di aria fredda giunto lo scorso weekend determinerà ancora condizioni di tempo invernale con aria asciutta, clima ventoso e temperature sotto la media del periodo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, al mattino avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, più nubi con cielo via via più coperto dal pomeriggio, ma in genere senza ulteriori conseguenze.
Temperature stabili, ancora fresche, minime sotto 0 o di poco sopra, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole nella prima parte della giornata, a seguire sarà più nuvoloso ma sempre asciutto. Temperature sopra lo 0 solo a Trieste, massime invece tra 8 e 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime invece tra 11 e 12. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.